Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, come vedete abbiamo una schermata un po' diversa dal solito perché come ultimamente sta capitando nell'ambiente Cagliari non ci sono notizie, o meglio ci sono, ma sono veramente irrilevanti, quindi onde evitare di, come ho fatto l'altra volta, di avere soltanto il mio faccione qua a tutto schermo che vi parla e vi rompe le palle mentre si chiacchiera, ho deciso un'altra volta di giocare mentre parlo perché a questo punto, visto che di argomenti importanti non ce ne sono più di tanto, ho detto vabbè, almeno facciamo vedere qualcosa che non sia tutta sta faccia qua davanti tutto il tempo. Quindi andiamo a giocare proprio così, only for fun, e, e chiacchieriamo un po'. Allora, innanzitutto la prima doverosa cosa da dire è le condoglianze alla famiglia di Comunardo Nicolai che purtroppo ci ha lasciato e io purtroppo non posso dire più di tanto eh, perché non avendolo mai visto non è che posso effettivamente dire qualcosa in più. So che è stato comunque un uomo molto importante per lo scudetto del Cagliari, anche se veniva definito l'uomo degli autogol, da quello che mi ricordo. E- Però comunque è una perdita, oddio, che lisciata. È una perdita importante che va perlomeno menzionata come minimo. Poi per quanto riguarda la questione allenatore, giocatore, eccetera, eccetera, da quello che si vocifera sembra che si sa ovviamente che Nicola sarà il prossimo allenatore, però c'è la risoluzione del contratto che devono fare l'Empoli e Davide e sembra che tutto questo dovrà essere fatto davanti all'ente di conciliazione che dovrà risolvere il contratto tra ambedue le parti. Quindi si parla di settimana prossima o comunque questo weekend. Se dovessi far conto di tutte le volte che ho sentito dire che questo weekend sarebbe arrivato l'annuncio di Nicola, sarebbe arrivato già il 14 maggio praticamente. Però così non è, bisognerà aspettare ancora. Io non so quanto vogliono aspettare perché comunque a breve, non so quanto, ma comunque a breve ci dovrà essere il ritiro. Il Cagliari sappiamo già che andrà in ritiro in Valle d'Aosta. E a questo punto io non so nemmeno come ci andranno i ritiro, quali giocatori, chi farà la preparazione, perché comunque l'allenatore si porta appresso pure lo staff. Mazza, oh, che portiere che so, mi chiamano Radunovic. Non è che mi fa ben sperare questa cosa, cioè per carità sì sappiamo che sarà lui e tutto quanto, ma l'annuncio si fa attendere, si fa attendere, si fa attendere, per un motivo o per un altro ancora non è arrivato. Tra l'altro si sono quietate le voci che parlavano di Luperto. Tra l'altro voglio fare una correzione, me l'ha fatto notare uno di voi. Nell'ultimo video ho detto che comunque Luperto non arrivava perché lui chiedeva 1 milione e il Cagliari gliene offriva 250-300 mila. Così non è, ho letto male io l'articolo, faccio mea colpa perché l'articolo dice, mamma mia che partita di merda sto facendo. L'articolo diceva che c'era differenza di 250-300 mila euro tra l'offerta di Luperto e quella del Cagliari. Questo era quello che diceva l'articolo. Ho letto male e frainteso io, quindi chiedo mea culpa, faccio mea culpa. E comunque sembrerebbe, credo, risolta quella questione perché non c'è più nessun articolo che ne parla, però adesso il problema, tra virgolette, è tra Nicola e l'Empoli, che poi problema sto cazzo perché lo sapevamo fino adesso,
Mo questi si sono svegliati a luglio di voler risolvere sta cosa, non capisco perché. Vabbè. Poi per quanto riguarda il resto, ragazzi, calciomercato, qualsiasi altra cosa, non si sa niente. Sappiamo ovviamente dell'addio di Oristagno, sappiamo dell'addio di Shomurodov, di Petagna, di Mancosu, di Viola, di Aresti, ovviamente tutti quelli che vanno via a parametro zero e, e di tutti quelli che erano in prestito. Ma per il resto non si muove assolutamente nulla. Tant'è che alla fine, che io sappia, andando a memoria, in realtà sono solo due le squadre che hanno concluso già un affare di calciomercato, e sto parlando ovviamente della Lazio con Ciauna e Noslin, e la Juventus per Douglas Luiz. Ma per il resto non c'è nessuna squadra che ha concluso una qualche colpo di calciomercato. Ma non credo che comunque il Cagliari sarà tra quelle che lo farà in maniera imminente. Li abbiamo chiusi. Ah, vabbè, il Como per Dossena, che cazzo dico? Però l'abbiamo chiusa in uscita e ancora non lo abbiamo rimpiazzato. C'è tempo, perché per carità c'è tempo, però uno degli uomini per cui siamo interessati, che è Lucchesi, che è un giovane della Fiorentina che quest'anno è stato in prestito alla Ternana, da quello che ho letto c'è il Venezia su di lui, quindi bisognerà aspettare anche di sapere se il Venezia fa sul serio per lui oppure no. Sinceramente il profilo non è che mi intrighi particolarmente, però magari effettivamente fammi abbandonare sta cosa perché sto giocando veramente di merda. E non lo vedo come un profilo proprio adattissimo, però mi potrei sbagliare io e magari potrebbe essere un profilo alla Dossena, chi lo sa. Io, a parte questo, effettivamente poi cos'altro vi dovrei dire? Perché non ci sono altre notizie, ma zero. Perfetto, sono furbissimo. Bene, non ci sono altre notizie, non c'è assolutamente niente. Non c'è assolutamente. Giochiamo così da soli. Non c'è assolutamente niente, non ci sono notizie di nessun tipo. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, le problematiche sono sempre le stesse. E viviamo in un circolo vizioso perenne. Viviamo sempre le stesse situazioni, passano gli anni, passano gli allenatori, passano i dirigenti, passano i giocatori, ma le problematiche sono sempre le stesse. Non cambia assolutamente niente. Ed è una cosa che a me personalmente fa riflettere. Fa riflettere tanto perché ci sono delle squadre che cambiano costantemente. Cambiano obiettivi, cambiano allenatori, cambiano giocatori, cambiano dirigenti, eccetera, eccetera. Facendo un esempio chiave, la Salernitana. Per quanto l'anno che è venuto, l'anno che è passato, non abbia fatto per niente bene, ma ha provato a cambiare di nuovo le carte in tavola, cercando sicuramente di replicare un esperimento che anni fa gli è riuscito. Però comunque ha provato a cambiare le cose. Gli è andata male? Sì. Adesso ha provato di nuovo a cambiare progetto e credo che a questo punto sarà costretto di nuovo a cambiarlo perché avevano scelto Sottil come allenatore, ma Sottil voleva delle garanzie che probabilmente la presidenza Iervolino non gli può dare e a quanto pare si andrà incontro a una sua dimissione. Però intanto la Salernitana ha preso secondo me un signor DS come Petrachi. Cioè, la Salernitana è retrocessa con coso. Non mi viene in mente il nome. Come cazzo si chiama? Non mi viene in mente. Avete capito chi? Perché non mi viene in mente il nome? Oddio mio. E vabbè, tanto avete capito.
è retrocessa con lui e adesso ha preso Petraghi. Petraghi, ex DS del Torino, ex DS della Roma. Scusate se è poco. Scusate se è poco. No, scusate, non ce la faccio. Non mi viene in mente il nome e mi dà fastidio sta cosa. Mi dà veramente urto sta cosa. Come si chiama? DS della Salernitana. Salernitana. Sì, Petraghi, ok. Niente, è sparito. È sparito. Come cazzo si chiama? Sabatini, oh, Sabatini. Madonna mia, non mi veniva. Che fastidio. Cioè, la Salernitana è una squadra che è stata per tanti anni, non so come, come spiegarlo, in un calcio che diciamo non l'ha vista proprio al centro delle scene. Da quando è tornata in Serie A ha avuto Sabatini come allenatore e il primo anno è riuscito, a nostro discapito, a fare una salvezza di quanto più miracolosa possibile, sebbene con il nostro aiuto, ma intanto è riuscito a salvarla la Salernitana. Poi io continuo a ribadire, quell'anno la Salernitana in Serie A non ci doveva stare perché era una doppia presidenza, in Serie A le doppie presidenze non ci possono stare e quindi di conseguenza non si doveva nemmeno iscrivere al campionato, per come la vedo io. Poi che hanno allungato tutta la burocrazia solo per fare in modo che si trovasse un nuovo presidente, ci posso pure sta, ma non è corretto nei confronti delle altre squadre. Visto che la Covisoc a inizio anno fa i controlli del caso per verificare se una società è idonea o no a partecipare al campionato di Serie A o di Serie B, la Salernitana si sapeva che non poteva perché era alla doppia presidenza di Lotito, gli hanno comunque dato il via libera e gli hanno concesso una proroga per trovare un nuovo presidente. È una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, però vabbè, gliel'hanno concessa, amen. Nonostante tutte queste problematiche, un cambio di presidenza in corso d'opera a metà campionato, eccetera, eccetera, sono riusciti a prendere un direttore sportivo come Sabatini, a fare il calciomercato che hanno fatto, a prendere dei profili che fossero in linea e a cedere dei giocatori eccezionali come per esempio Ederson, che non dico che sta facendo le fortune dell'Atalanta, ma è una pedina molto importante, Ribéry. Poi vabbè, acquisti un po' più esotici, ma che sono esclusivamente per il nome, come Boateng quest'anno, Manolas. Però capite che non c'è un'idea di fare un mercato alla viva al parroco. Perlomeno l'anno anni fa, quest'anno già un po' di più. Profili veramente Sabatini e Petraghi come DS sono veramente tanta roba per una squadra come la Salernitana. Cioè, Petraghi in Serie B, per come la vedo io, è veramente tanta roba. Noi invece in Serie A abbiamo Bonato, Bonato e Giulini. E questo si ricollega anche al discorso che io veramente faccio fatica a comprendere. Molti, ma veramente tanti, se ne stanno uscendo con il fatto che la cessione di De Sogus al Cittadella è stata perfetta. Cioè, poi mi spiegheranno perché è perfetta. Me lo devono spiegare. Cosa c'è di perfetto nella cessione di un tuo giovane in una squadra in Serie B che in 2 anni, quest'anno non ha centrato i playoff e l'anno scorso rischiava di retrocedere. Cioè, cosa c'è di perfetto in tutto questo? Devo veramente capirlo. Molti dicono, ma De Sogus non ha dimostrato niente in Serie C perché ce lo saremmo dovuti tenere. Allora, per quanto io possa concettualmente capire questo discorso, bisogna fare dei distinguo, secondo me. In Serie C è vero che molte squadre mandano dei giocatori in prestito, ma io sinceramente faccio anche fatica
a sentire dei giocatori in prestito da grandi squadre che fanno grandi campionati. Tipo Spendi, credo che sia del Cesena proprio al 100%, non è un giocatore mandato in prestito al Cesena, è un giocatore effettivamente il cui cartellino è del Cesena. In Serie C, come è logico che sia, secondo me, le squadre tendono a privilegiare giocatori di cui posseggono il cartellino per fare in modo di eventualmente a fine anno cederli con un sovrapprezzo e cercare di incassare quanto più possibile dalla cessione di quel giocatore. È così che funziona, perché purtroppo in Serie C non girano tanti soldi, quindi devono cercare di massimizzare qualsiasi tipo di introito. Un giocatore che viene in prestito in Serie C e fa bene, innanzitutto va incontro a due tipi di problematiche. Venendo da una squadra maggiore, ci sono molte meno probabilità che poi l'anno prossimo quel giocatore ritornerà in primis in quella stessa squadra e in secondis in quella stessa categoria, perché avrà un valore di mercato decisamente maggiore e quindi il budget di quelle squadre sarà ovviamente non necessario per poter riprendere quel tipo di giocatore, ma poi sarà il giocatore stesso che avrà voglia e desiderio di confrontarsi con un altro tipo di campionato ben più al di sopra della Serie C, quindi come minimo la Serie B, se non addirittura la Serie A. Se il giocatore non viene sfruttato in Serie C, non è necessariamente colpa del giocatore. Parliamoci chiaro, non facciamo finta di nasconderci. Purtroppo, e lo so anche per esperienze di persone a me vicine, non è sempre l'allenatore quello che decide. No, purtroppo anche in campionati, magari non dico dilettantistici, però in campionati in cui magari ci sono molti giovani e purtroppo mi viene da dire, non è nemmeno mai, cioè non è nemmeno sempre la dirigenza che decide, ma sono procuratori. E non è una bella cosa questa, che può fare tutta la differenza del mondo. Credetemi, la può fare. Non facciamo finta di non sapere queste cose, perché purtroppo il mondo del calcio attuale è così. E che ci piaccia o no, ce lo dobbiamo subire così. E questo porta anche al discorso che si faceva di recente dell'eliminazione dell'Italia. L'Italia secondo me ha un ottimo settore giovanile, ma che non viene valorizzato, o meglio, vengono valorizzati elementi che non hanno senso di esistere. Per quanto io lo ritengo un giocatore assolutamente normalissimo che non ha dimostrato particolari qualità. Obert non ha fatto un minuto in Serie B se non fosse per noi, eh. Lui viene dalla primavera della Samp. Stando ai ragionamenti che fate voi, Obert non era un profilo da prendere. Dossena non era un profilo da prendere, perché non hanno mai dimostrato niente. Cioè, Luvumbo con il Como, cioè il Como era stracontento di rispedircelo Luvumbo. E mo non dico che è un elemento imprescindibile del Cagliari, ma la differenza del Cagliari con o senza Luvumbo c'è, è tangibile. Barella al Como non è che abbia brillato di luce propria, tant'è che il Como quell'anno è retrocesso con Barella, sebbene fosse giovane. Per quello io dico, ragazzi, sui giovani bisogna. Tra l'altro, sarà possibile ora giocare? Sui giovani bisogna puntarci. Sui giovani bisogna crederci. I giovani bisogna farli crescere nel campionato in cui vuoi puntarci. Perché ci sta a fargli fare gavetta in categorie minori. Ma tu il riscontro lo devi avere nella categoria in cui giochi. Perché se fa bene in Serie B e poi fa male in Serie A, è inutile. È inutile. È assolutamente inutile.
Però tanto so che queste mie parole saranno praticamente buttate al vento perché tanto è così. È così. Siamo abituati così e quindi ci dobbiamo tenere questa situazione. Ma secondo me è quanto di più sbagliato possibile perché così tu andrai puntualmente a puntare eventualmente, se lo vorrai fare, su giovani sì, ma di altre squadre. E che senso ha a quel punto avere un proprio settore giovanile? Ve lo chiedo. Tra l'altro Adam, hai visto Adam Obert? Gioco contro Obert. Scherzi a parte. E basta, cioè non ci sono altre notizie. Non c'è nient'altro. Non mi pare di aver letto altre notizie e staremo a vedere. Staremo a vedere. Molti mi dicono che io sono troppo negativo. Io sinceramente non penso di essere negativo, ma anzi di essere fortemente realista. Ma tanto realista. E se vi sono sembrato negativo, fatevi una domanda e datevi una risposta, come dice Coso. Niente, oggi non mi vengono in mente il nome. Quello con gli occhiali. Niente, avete capito? Perché è questa secondo me la realtà dei fatti. Poi lungi da me dire che io sono il portatore della verità assoluta, ma non penso di poter essere smentito. Non credo di poter essere smentito perché la realtà in 10 anni ci ha parlato di questo, ci ha mostrato questo. Comunque sto cercando di farmi in mente quello là, ma non mi viene. Con la M forse, boh, vabbè. E... poi tra l'altro ho letto anche le bellissime parole di Aresti che sinceramente un po' m'hanno commosso perché mi è dispiaciuto. Tra l'altro sto ancora rosicando perché secondo me meritava di parare quel rigore contro la Fiorentina. Se lo meritava lui, se lo meritavamo noi. Era giusto che quel rigore venisse parato, però purtroppo non è stato così. Io gli auguro di poter trovare una squadra in cui diventare un elemento imprescindibile, così come lo auguro a Mancosu. E ci sono voci di corridoio che parlano di un Viola che potrebbe ritornare. Boh, io sinceramente se dovesse ritornare è solo per gratitudine per quello che ha fatto quest'anno, ma è comunque un giocatore abbastanza in là con l'età che ha un ritmo di gioco che in questa Serie A ci ha detto bene, ma non è detto che ogni stagione di Viola sarà come quella fatta quest'anno, eh. Attenzione, non è detto che sia così. Quindi andiamoci piano. Per il momento, secondo me, la scelta migliore è stata quella di, scusate, lasciarlo andare via a parametro zero. Poi se ci sarà una squadra che lo vorrà, buon per lui. Ma io dubito fortemente che possa dire ancora la sua in Serie A. Poi mi potrei sbagliare, ci mancherebbe. Però non penso, non penso. E niente ragazzi, finiamoci questa partita, facciamo un po' di commentari di questa partita. Mamma mia che liscio. Ha segnato Abbart. Ah, Abbart. Abbart, che cazzo ho detto? Adam, tra l'altro. E niente, facciamo. Godiamoci questa partita.